Tante le manifestazioni nella giornata di oggi della violenza contro le donne, siglato un protocollo d'intesa tra la CGIL e l'ASP di Agrigento. I carabinieri si mobilitano con una campagna promozionale, testimonial l'attrice Cristiana Capotondi, iniziative della CISL e di Fratelli d'Italia. Dal 1 dicembre prossimo Siciliacque diminuirà l'erogazione dell'acqua in provincia di Agrigento per un debito di AICA di oltre 23 milioni di euro. Si è concluso positivamente il convegno di Confagricoltura su uva da tavola e frutti con guscio, con un incontro tra i buyer e i produttori. Comune virtuoso quello di Santo Stefano Quisquina, che nella sua gestione finanziaria è premiato dalla Regione con 81.000 euro. Scoperta a Canicattì una discarica abusiva, denunciati dai carabinieri 12 persone, 4 lavoratori in nero a Caltabellotta, grave incidente stradale a Villaggio Mosè, ferita una quarantenne agrigentina. Si è conclusa positivamente la prima edizione del Festival sui film dedicato ai matrimoni con una cerimonia al Palacongressi di Agrigento. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 25 novembre martedì. Sottoscritto oggi nella giornata mondiale nella lotta contro la violenza alle donne un importante protocollo d'intesa tra l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e la CGIL finalizzato al contrasto della violenza sulle donne e al rafforzamento delle reti territoriali di prevenzione, tutela e supporto alle vittime. Noi abbiamo seguito il convegno. Direttore, parliamo di questo protocollo d'intesa che si ferma oggi con la CGIL, giorno 25 novembre, giornata contro la lotta alla violenza alle donne, un protocollo con l'ASP, un'azienda molto presente nel territorio agrigentino con tantissimi operatori e tanti dipendenti. Ecco, qual è l'obiettivo di questo protocollo firmato? L'obiettivo è intanto noi accettiamo una proposta della CGIL di adottare al nostro interno delle regole che in linea di massima sono eticamente valide e che dobbiamo mettere però in pratica. Questo protocollo prevede che all'interno dei nostri regolamenti riusciamo come ASP a difendere i diritti delle donne lavoratrici, a tutelare le donne che sono state oggetto di violenza o di molestie e quindi all'interno dei nostri regolamenti, compatibilmente con quelli che sono gli obblighi derivanti sia dalle normative sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro, inseriremo queste tutele. Anche perché il vostro è un mondo molto variegato, con tante figure professionali e anche con molti rischi. Certo, i rischi sono sia dall'esterno ma anche dall'interno. Certo. E quindi già era interesse di questa amministrazione, di questa direzione, andare ad individuare un ufficio che si chiamava, oggi in termine anglofono si chiama gender manager, no? Per andare proprio a tutelare quelli che sono oggi i diritti delle donne e in particolare sulle pari opportunità e sulle possibilità sia di poter fare carriera all'interno dell'azienda sia anche di essere tutelate rispetto a oggi è la giornata che ricorda la violenza sulle donne, quindi siano tutelate anche da questi episodi criminali. Segretario, oggi parliamo di questo protocollo d'intesa verso le donne, oggi giornata 25 novembre, una giornata importante, proprio con l'ASP di Agrigento, c'è un'azienda ramificata nel territorio provinciale con tantissimi dipendenti. Ecco, qual è l'obiettivo di questa firma del protocollo? L'obiettivo è quello di dire alle donne non siete sole. Io ho il dovere di ringraziare l'ASP, il dottore Capodieci, per aver accettato questa nostra proposta, perché quest'anno siamo andati un po' oltre rispetto al dovere di ricordare il 25 di novembre di ogni anno questa piaga che affligge il nostro Paese. Siamo andati appunto a fare un protocollo dove ognuno assume degli impegni con tutte le dipendenti. È l'inizio di un percorso quest'anno che abbiamo pensato, perché questo protocollo d'intesa negli anni successivi lo faremo anche
con le forze dell'ordine, con tutte quelle realtà che sono impegnate tutti i giorni a dare sostegno a queste donne. Le donne hanno l'esigenza di affrancarsi con un posto di lavoro, hanno bisogno di essere credute quando denunciano, hanno bisogno di sapere che quando denunciano ci sono le istituzioni presenti, perché spesso le donne non riescono a ribellarsi perché non hanno una casa, non hanno un lavoro, non vogliono denunciare perché si trovano in ambienti ostili rispetto a chi dovrebbe invece tutelarli. Vede, sentire i due ministri di questa Repubblica, uno dire che è la natura dell'uomo quasi rassegnata e non si può fare nulla contro la violenza degli uomini sulle donne, è una vergogna. Così come l'altra ministra quando dice che non è necessario nelle scuole insegnare il rispetto per le persone, per le donne. Se questi sono i ministri che ci rappresentano, noi abbiamo ancora un grosso problema. Invece bisogna partire dalle scuole, spiegare ai ragazzi che la violenza non porta da nessuna parte, che bisogna avere rispetto per le donne, per il diverso, bisogna avere rispetto per tutti quelli che non vogliono sottostare ai diktat degli uomini o di chi pensa di risolvere problemi con la forza. Sì, oggi è una giornata molto importante. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la CGIL di Agrigento e l'ASP assumono, con la firma di questo protocollo, assumono un impegno importante, un impegno dove entrambe con le proprie competenze, le proprie capacità si impegnano nel concreto nel dare una risposta al contrasto alla violenza di genere. Considerando che nel luogo di lavoro, diciamo, si passa la maggior parte del proprio tempo. Sì, ecco perché l'obiettivo era proprio questo, cercare e trovare un'azione concreta per tutelare le donne vittime di violenza, perché il luogo di lavoro è quel luogo dove, al di là della famiglia, la donna vive la maggior parte del proprio tempo, e per noi è importante che una donna nel proprio posto di lavoro si senta al sicuro e tutelata soprattutto. Salve, sono il direttore amministrativo dell'ASP di Agrigento e oggi ci troviamo ad adottare insieme alla CGIL di Agrigento un protocollo d'intesa, a firmare insieme, sottoscrivere un protocollo d'intesa che ha per oggetto diciamo una serie di attività che l'ASP in sinergia con la CGIL porrà in essere per contrastare la violenza sulle donne, violenza intesa in tutti i sensi. Diciamo che due attività che l'azienda dovrà porre in essere, che si propone di porre in essere riportate nel protocollo d'intesa, che mi stanno a cuore particolarmente, sono il promuovere attività formative rivolte a tutte le lavoratrici e lavoratori sui temi della cultura del rispetto, delle pari opportunità e della prevenzione della violenza di genere, nonché supportare le lavoratrici vittime di violenza nel percorso di reinserimento lavorativo e personale, perché il protocollo deve essere visto attraverso tutta una serie di attività che non sono solo queste, come appunto uno strumento che non solo le donne ma anche gli uomini devono poter avere come riferimento per far sì che le lavoratrici siano nell'attività lavorativa considerate alla stessa stregua dei colleghi. E quindi supportate sotto tutti i profili che possono rasentare, diciamo, atti di violenza, soprattutto dal punto di vista psicologico. Sì, oggi è un'importante giornata che realizza un protocollo d'intesa, quindi non solo commemorazione della donna, ma anche effettivamente un processo di riorganizzazione delle proprie competenze. Mettiamo insieme le competenze dell'organizzazione sindacale esattamente come quelle dell'ASP e facciamo sintesi. Quando il mondo del lavoro si affaccia e si approccia al mondo sociale in modo assolutamente fattivo e non solo di commemorazione, che diventa un elemento importante
importante, ma non è solo quello, deve essere necessariamente un punto di incontro tra ciò che noi sappiamo fare e quello che il resto del mondo come ASP è nell'opportunità di rendere a servizio della società. E in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione che mira a rafforzare la consapevolezza e l'impegno sul delicato tema. In tale prospettiva è stato realizzato uno spot con la partecipazione dell'attrice Cristiana Capotondi. Il servizio. In occasione del 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione che mira a rafforzare la consapevolezza e l'impegno sul tema. Ogni giorno l'istituzione in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne e le iniziative intraprese sono tutte accomunate dal dire fermamente no a qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante, sia fisico che psicologico, la diffusione di materiale informativo, locandine e video sui principali canali dell'Arma, oltre a numerose interviste di carabinieri particolarmente impegnati nell'attività, rappresentano strumenti utili a incoraggiare le vittime affinché denunciano ciò che subiscono. In tale prospettiva è stato realizzato uno spot con la partecipazione dell'attrice Cristiana Capotondi che richiama i concetti di rispetto, ascolto e legalità, sottolineando la necessità di investire su un cambiamento culturale per un futuro senza violenza. A tal fine prosegue il coinvolgimento delle scuole e delle varie comunità. In molti comuni i carabinieri hanno organizzato incontri formativi per sensibilizzare i giovani sul delicato tema, per promuovere una rinnovata concezione della donna che ne rispetti la dignità, valorizzandone le risorse, superando in definitiva quel retaggio culturale che l'ha vista storicamente in posizione di disuguaglianza. Anche quest'anno tante caserme dell'Arma dei Carabinieri si illumineranno di arancione in adesione alla campagna internazionale Orange the World, come segno concreto dell'importante impegno profuso dalle istituzioni. Inoltre sul sito carabinieri.it è stata dedicata un'intera sezione al Codice Rosso che offre informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela delle vittime, mettendo a disposizione un test di autovalutazione denominato violenzometro, che rivela il livello di violenza subita in rapporto di coppia. Il fenomeno della violenza di genere resta pertanto una delle priorità operative dell'Arma dei Carabinieri, che in un quadro normativo e sociale in continua evoluzione ha sviluppato nel tempo una serie articolata di progetti e strutture finalizzate alla prevenzione, all'ascolto e al contrasto. Rispetto, ascolto, legalità. La violenza si elimina cambiando la cultura e il futuro senza violenza lo costruiamo insieme. E sempre sul tema della violenza alle donne, non è riuscito a rassegnarsi alla rottura del rapporto sentimentale, avrebbe ripetutamente perseguitato l'ex fidanzata e così nei giorni scorsi è andato ben oltre, molestandola e minacciandola pesantemente. Poi si è presentato sotto l'abitazione dell'ex compagna, costringendola a rifugiarsi in casa e a chiedere l'intervento dei carabinieri, e i militari fortunatamente hanno evitato il peggio. Si tratta di un quarantenne agrigentino. I carabinieri, a conclusione di alcune indagini, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di atti persecutori e minacce, appostamenti, pedinamenti e continui tentativi di contatto hanno trasformato la vita della donna, una 45enne residente in un piccolo centro montano della provincia, in un incubo quotidiano fatto di paura e timori per la propria incolumità. E sempre per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la CISL di Agrigento, Caltanissetta Enna, richiamato l'attenzione sul legame tra le disuguaglianze nel lavoro, dipendenza economica e violenza di genere. La violenza contro le donne nasce spesso da squilibri di potere profondi, da stereotipi culturali e relazioni malate, ha dichiarato la segretaria generale Carmela Petralia. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso non è l'unica causa, ma certamente
rende molte donne più sole, più ricattabili, più esposte e spesso prigioniere di situazioni che non riescono a spezzare. Secondo il rendiconto di genere 2024 nell'INPS, nel 2023 in Italia lavora poco più di una donna su due tra i 15 e i 64 anni, a fronte di un 70,4% degli uomini, quasi 18 punti di differenza. In Sicilia il divario è ancora più marcato e Agrigento, Caltanissetta ed Enna restano tra i territori più fragili. Nelle nostre 3 province la parità di genere nel lavoro è ancora lontana, osserva la Petralia. Molte donne non entrano nel mercato del lavoro, altre restano confinate in contratti di precariato stagionali e a tempo parziale con salari più bassi e carriere bloccate. È un problema sociale prima ancora che economico. E sempre oggi, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, i vertici di Fratelli d'Italia hanno deposto un mazzo di fiori sulla panchina rossa di via Atenea ad Agrigento. È stato un gesto simbolico che si ripete da 8 anni, pensato e voluto nel 2018 da Giuseppe Milano, responsabile provinciale della comunicazione del partito. È un momento di riflessione e di sensibilizzazione a cui hanno preso parte il coordinatore cittadino Paolo Antinoro, il coordinatore Gioventù Nazionale Gabriele Navarra, il consigliere comunale Sergio Burgio, a testimonianza dell'impegno costante del partito di Giorgia Meloni nel promuovere la cultura del rispetto e della tutela delle donne. Durante la cerimonia il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Navarra ha spiegato il significato del gesto legato ai fiori, la rosa rossa come simbolo del legame affettivo spezzato dalla violenza e la gerbera, fiore che guarda verso l'alto come rappresentazione della luce, della resilienza e della speranza di un cambiamento culturale che parte dai giovani. Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia promuove un momento di riflessione mettendo intorno a un tavolo psicologi e operatori del mondo della giustizia e del sociale per individuare criticità e provare a proporre soluzioni concrete alla presenza di tanti studenti. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Oggi 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Perché è importante fare incontri come questo? Per noi è importantissimo intanto incontrare i ragazzi delle scuole superiori per promuovere una cultura del rispetto e della reciprocità. La donna va accolta non solo nella sua bellezza, nella sua unicità, nella sua originalità, ma anche nella sua genialità. C'è un genio tutto femminile, un'intelligenza tutta femminile di cui tutta la realtà, la storia, le società, la Chiesa abbiamo bisogno. Ed è dunque giusto che qui si insegni la bellezza e la genialità del femminile. La legge però quali tutele appresta realmente, quali indennizzi alle donne vittime della violenza? Bastano le commemorazioni o ci vuole altro da un punto di vista normativo? Allora, dal mio punto di vista dobbiamo fare una differenziazione, sostanzialmente dobbiamo distinguere tra la normativa penale, che è una normativa assolutamente adeguata e dettagliata, certamente poi ovviamente rivedibile, come abbiamo recentemente visto nell'ultimo disegno di legge prossimo all'approvazione sulla violenza sessuale, ma è una normativa che tende sostanzialmente a prevenire da tutti i punti di vista, quindi da ogni lato della magistratura, che sia la procura, che sia la funzione giudicante, a garantire, e che siano poi ovviamente le forze dell'ordine in primis, a garantire appunto una tutela immediata alle donne vittime di violenza. Non solo le donne, in realtà tutte le persone vulnerabili, perché spesso purtroppo in questi episodi di maltrattamenti in famiglia, il classico caso, si assiste anche alla presenza di minori anch'essi vittime o diciamo assistite o dirette di maltrattamenti. Per quanto riguarda invece la tutela che lei giustamente ha sottolineato dal punto di vista indennitario, indennizi e la tutela quindi civilistica, io ritengo che certamente bisognerebbe forse implementare tutto, implementare tanto i fondi stanziati proprio per questa specifica spesa, quanto ad esempio implementare strutture come le comunità dove le donne vittime di violenze vengono in un primo momento immediatamente collocate. Noi assistiamo giornalmente a episodi di questo tipo, dove spesso purtroppo si assiste, e non certo per colpa delle comunità, a luoghi che non hanno disponibilità di posti letto per le donne, tantomeno appunto per i figli. E questo quindi è sicuramente una tutela che andrebbe garantita anche in un'ottica, come appunto diceva lei, di rispetto del diritto ormai sovranazionale, specie comunitario.
Dobbiamo tenere alta l'attenzione, le istituzioni, le forze dell'ordine, gli assistenti sociali, tutti quanti. Noi come Comune abbiamo proprio un servizio dedicato all'accoglimento delle donne, delle persone fragili. Abbiamo anche i così chiamati tirocini di inclusione, perché non dimentichiamo mai che uno degli elementi che rende la donna succube e vittima molto spesso è la mancanza di lavoro, la mancanza di indipendenza, l'indipendenza e libertà. Aiutateci a sollecitare, a sensibilizzare le aziende per un corretto e buon utilizzo dei tirocini di inclusione, e poi perché no? Da un tirocino di inclusione probabilmente si potrà passare a un'assunzione vera con un lavoro vero a tempo pieno e indeterminato. E Siciliacque informa che dal 1° dicembre sarà operativa la graduale riduzione dell'erogazione idrica all'ingrosso nei confronti di AICA, gestore d'ambito della provincia di Agrigento, per via del debito accumulato da AICA superiore ai 23 milioni di euro verso la stessa società il servizio. Siciliacque informa che dal prossimo 1° dicembre sarà operativa la graduale riduzione dell'erogazione idrica all'ingrosso nei confronti di AICA, gestore d'ambito della provincia di Agrigento. La decisione, annunciata al distributore in data 6 novembre 2025, è stata presa a causa della grave situazione di morosità di AICA, che ha accumulato un debito superiore ai 23 milioni di euro, oltre gli interessi di mora, tra il mancato pagamento delle forniture pregresse a partire da agosto 2023 fino a oggi. Una condizione resa ancora più critica dalla mancata presentazione di un accordo conforme alle condizioni di sostenibilità finanziaria indicata da Siciliacque. La riduzione della portata dell'acqua, ha notificato Siciliacque alla Prefettura di Agrigento e per conoscenza all'Assemblea Territoriale Idrica e alla Regione, sarà applicata in modo graduale e nel pieno rispetto delle normative vigenti e rimarrà valida fino a quando non sarà posto rimedio all'attuale situazione di inadempienza di AICA, che sta mettendo a rischio l'equilibrio economico-finanziario di Siciliacque in un momento in cui la società è impegnata in importanti investimenti per il miglioramento del sistema idrico di sovrambito. Siciliacque assicurerà in ogni caso un approvvigionamento all'ingrosso che consenta ad AICA la distribuzione agli utenti finali della dotazione minima prevista dalla legge. Le modalità operative del piano di riduzione terranno conto di eventuali esigenze che AICA dovesse segnalare relativamente a particolari situazioni presenti nel territorio agrigentino. La misura, conclude Siciliacque, verrà immediatamente sospesa qualora l'AICA provveda a regolarizzare la propria posizione. Il deputato regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro interviene sulla situazione di emergenza idrica che sta toccando la Sicilia e in particolare la crisi della società AICA che gestisce il servizio idrico in provincia di Agrigento. Catanzaro sottolinea come ormai sia indispensabile un intervento, un piano straordinario che risponda alle legittime segnalazioni dei cittadini, quali invocano servizi idrici regolari, una gestione efficace e soprattutto una manutenzione e un rifacimento delle condotte ormai vecchie. Non sono bastate, dichiara Catanzaro, le ingenti risorse destinate al dissalatore che non si è rivelato la soluzione a tutti i problemi come si era prefigurato, al netto delle inadempienze dei comuni e delle esigenze finanziarie della società creditrice. La prima cosa è garantire la tutela delle comunità e i diritti ai cittadini. È impensabile, dice ancora Catanzaro, immaginare che improvvisamente venga ridotta la fornitura del 50%. Il parlamentare del PD evidenzia inoltre come il governo regionale sull'emergenza idrica in Sicilia non sia riuscito ad adottare azioni utili a fronteggiarla, ribadendo l'urgenza di individuare soluzioni immediate e di medio periodo affinché AICA possa tornare a essere una società pubblica in grado di garantire servizi essenziali e di qualità. E si è concluso alla Baia di Ulisse il convegno dal tema Sapore di tradizioni, uva da tavola e frutta in guscio, con la seconda parte dei lavori che ha visto l'incontro tra i buyer e i produttori. Il servizio. Nell'ambito del progetto Sapori di tradizioni, uva da tavola e frutta in guscio che si è svolto presso la Baia di Ulisse, organizzato dalla Confagricoltura Agrigento,
Con il sostegno finanziario dell'assessorato regionale dell'agricoltura e sviluppo rurale, dove si è discusso del ruolo strategico dei comparti frutticolo e frutto in guscio nello sviluppo del territorio, che ha visto la partecipazione di vari esperti del settore come Alessandro Vita di Confagricoltura, Giovanni Giglia per l'Uvetalia, Ignazio Vassallo, un esperto in frutta a guscio, Giuseppe Accardi dell'Istituto Provinciale Agricoltura di Agrigento, Maria Giovanna Mangione dell'Ordine degli Agronomi, il presidente di Confagricoltura, Rosario Marchese Aragona. Ha seguito uno show cooking con Biotalk, quindi gli incontri B2B, con gli operatori del canale Oreca del territorio, un'iniziativa particolarmente apprezzata dai tanti produttori presenti del comparto agricolo. Come valuta questa iniziativa oggi qui dalla Confagricoltura, questo B2B, incontro tra domande e offerte? Ma è una buona iniziativa, ho fatto i complimenti pure al Presidente, e queste iniziative servono a muovere sempre di più il mercato siciliano verso l'estero, e io in qualità di buyer cercherò di portare il più possibile aziende in giro per l'Italia e anche in Europa. Ecco, che domanda c'è verso i prodotti siciliani? Regge o c'è una crisi? Ma la Sicilia al momento regge a stento, però c'è molta richiesta che si potrebbe andare a motivare sempre di più. La richiesta va motivata e i produttori siciliani, a quanto pare, anche oggi abbiamo appreso che da vari professionisti che si stanno attivando per far sì che si comincia a lavorare verso fuori. Quali sono i prodotti maggiormente richiesti all'estero? All'estero c'è la richiesta prevalente sul vino, che il vino siciliano oggi consideri che la Sicilia è come primo produttore nazionale di vini, anche oggi. Siamo abbastanza avanti con la produzione, siamo anche credo i primi in Italia in quantità di produzione e di qualità. Oggi un'interessante iniziativa qui organizzata da Confagricoltura Sicilia, dove c'è un B2B, un incontro tra domande e l'offerta. Lei è un noto produttore agrigentino, come valuta questa iniziativa? Interessante anche perché Confagricoltura si dimostra sempre più vicino al mondo dei produttori. In questo momento ogni azienda che produce ha la necessità di stare vicino ad altri, capire come può migliorare la produttività e soprattutto cercare di dare un prodotto ancora più appetibile e rispondente alle esigenze del mercato. Con la sua offerta? I buyer in qualche modo ci avvicinano alla produttività, a scegliere i prodotti più giusti e in linea con queste caratteristiche. Parliamo del suo olio, che insomma è una produzione di eccellenza. Il nostro olio quest'anno ha incrementato il livello di limpidezza e di aromi, risulta essere ancora più fruttato e quindi un invito chiaramente a degustarlo. Ecco, parliamo di questa specialità nell'ambito del convegno Sapore e Tradizione organizzato da Confagricoltura, che lei ha preparato, il famoso agnello pasquale di Favara. Allora, come dicevano bene poco fa i nostri relatori, purtroppo abbiamo dei problemi in quanto i prodotti ormai non sono più valutati per gusto ma per convenienza di denaro. Però se si usano i prodotti, quelli giusti, quelli di qualità, purtroppo il prezzo si innalza e molti si chiedono il perché il prodotto costa molto più caro, quindi c'è un divario di prezzo. Allora dico, oltre a questo io la maggior parte dal prodotto al consumatore perché è una cottura sia di mandorla che di pistacchio e riesco a soddisfare un po' della mia clientela. Però nonostante tutto per quanto riguarda quello che mi viene a mancare lo prendo dalle coltivazioni che sono presenti nel nostro logo, non vado oltre, anche se il prezzo è più del doppio, però preferisco la qualità che la quantità. Ma c'è una produzione artigianale ovviamente, un grande riscontro, lei lo distribuisce dove? E a Favara noi ci differenziamo con l'agnello pasquale per la nostra farcitura della pasta di pistacchio all'interno, che anche questa viene fatta dal luogo, pistacchio del luogo e non straniero, quello che uso io. Quindi io preferisco la qualità.
e se la gente mi accetta, io sono questo. Gaetano Sciacca è questo, fa qualità, solo prodotti di qualità. E come tutti i derivati sia della mandorla che del pistacchio o dell'agnello pasquale. E a richiesta lo faccio tutto l'anno. Linea alla regia per la pubblicità. Un riconoscimento finanziario di circa 81.000 euro è andato al comune di Santo Stefano Quisquina da parte della regione siciliana per la loro correttezza nella gestione amministrativa. Sentiamo il video del sindaco di Santo Stefano Quisquina Cacciatore. Da diversi anni l'amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina è stata impegnata a vari livelli per fronteggiare la grave crisi economica finanziaria che ha coinvolto i comuni, gli enti locali a tutti i livelli. La problematica della riscossione dei tributi è stata una delle priorità già all'inizio del mio insediamento. Oggi con grandissima soddisfazione siamo lieti di comunicare che Santo Stefano Quisquina è l'unico comune in provincia di Agrigento ad aver ottenuto la premialità da parte della regione siciliana, un importo di 81.000 euro, quasi 82.000 euro, per aver incrementato circa il 17% nella riscossione dei tributi locali e per aver puntualmente approvato in Consiglio Comunale gli strumenti finanziari, bilancio di previsione e rendiconto di gestione che hanno permesso una sana e lineare programmazione politico-amministrativa. Siamo veramente contenti e di questo risultato lo condivideremo con la comunità tutta per un investimento che arricchirà ulteriormente i tanti interventi infrastrutturali che coinvolgono la comunità di Santo Stefano Quisquina. Protesta dei lavoratori OSS ieri ad Agrigento davanti alla prefettura. L'iniziativa nasce per denunciare alle istituzioni le gravi difficoltà organizzative che riguardano i rapporti di lavoro part-time involontari, con particolare riferimento agli operatori sociosanitari OSS e agli ausiliari. Al termine della manifestazione i vertici della CISL Funzione Pubblica hanno anche incontrato il prefetto. Le interviste. Allora, come CISL Funzione Pubblica del territorio di Agrigento, oggi ancora una volta siamo qua a testimoniare e a manifestare per rappresentare la necessità che diventa un obbligo per quanto riguarda gli operatori sociosanitari, ausiliari e tanti amministrativi che oggi hanno un orario lavorativo molto ridotto e che crea sicuramente delle criticità a livello organizzativo su tutto il territorio. Quest'estate abbiamo rilevato che la presenza di un solo OSS al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca garantiva il servizio presso altre unità operative e stessa cosa a Licata ad Agrigento. Ha scaturito l'impossibilità ai coordinatori di poter fare una programmazione dei turni regolari che permette appunto con regolarità di garantire un'assistenza qualitativa ai pazienti. Quindi ormai diventa un obbligo l'aumento delle ore che garantisce una maggiore presenza su tutti i reparti e su tutti i servizi. Oggi siamo qua ancora una volta a rappresentare all'assessorato il superamento del tetto di spesa, appunto che permetterà, è l'unica strada possibile per poter garantire un contratto full time a tutti gli operatori oggi che sono qua presenti appunto per gridare il bisogno e la necessità di un aumento dell'orario. Abbiamo deciso di fare questo sit-in oggi perché riteniamo che sia essenziale socializzare la riduzione oraria che vivono questi lavoratori. Come è stato detto, questi lavoratori hanno difficoltà a garantire una turnazione regolare e la cosa fondamentale è che nonostante gli sforzi che siano stati fatti dall'azienda sanitaria per poter garantire i livelli occupazionali, oggi a causa dei tetti di spesa non è possibile trasformare questi lavoratori in lavoratori full time. Siamo perfettamente consapevoli di queste difficoltà, ma riteniamo che il primo passo per poter superare questa impasse è appunto quella di portare a conoscenza delle gravi difficoltà che appunto si vivono.
Quindi quello che chiediamo è innanzitutto verificare la possibilità se si possono trovare soluzioni interinali da qui all'attuazione della medicina territoriale, quindi all'apertura delle case di comunità, delle COT e degli ospedali di comunità, di un'integrazione anche a tempo determinato e successivamente poter provvedere con l'aumento del tetto di spesa appunto per l'apertura della medicina territoriale e trasformare questi lavoratori in lavoratori full time. Allora, la nostra giornata di lavoro tipo, viste la riduzione oraria, insomma, da 24 piuttosto che 36, non ci consente di poter offrire un'assistenza sanitaria adeguata perché numericamente la presenza degli OS e degli ausiliari non è sufficiente a garantire quelli che poi sono i livelli essenziali di assistenza che sono la base dell'assistenza sanitaria. Quindi questo debito orario ridotto non ci consente di poter svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi. Andiamo alle notizie di cronaca. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno notificato 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari per i reati ambientali. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Canicattì, a conclusione di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno notificato 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di altrettanti soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo in condotte illecite nella gestione dei rifiuti. Le investigazioni hanno consentito di documentare ripetuti episodi di abbandono e deposito incontrollato, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti anche speciali e pericolosi incontrati a Buccheri, agro del comune di Canicattì. Secondo quanto emerso, gli episodi, diverse decine in pochi giorni, sarebbero stati realizzati da privati cittadini e anche da titolari di attività agricole e imprenditoriali, attraverso lo sversamento incontrollato di materiali e il successivo incendio in violazione delle norme previste dal testo unico ambientale. Le condotte contestate dai carabinieri delineano un quadro di gestione totalmente irregolare dei rifiuti, potenzialmente idonea a generare gravi ripercussioni sull'ambiente e sulla salute pubblica. L'azione svolta dai carabinieri si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio e di contrasto agli illeciti ambientali, priorità nell'ambito dell'impegno dell'Arma volto alla tutela della comunità e del patrimonio naturale. Si rappresenta che per il principio della presunzione di innocenza la posizione degli indagati non viene definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali loro effettive responsabilità. Trovati 4 lavoratori in nero, ma sono state riscontrate violazioni amministrative e penali anche in materia di sicurezza. È il risultato di un nuovo blitz effettuato in un'azienda agricola in territorio di Caltabellotta per prevenire e reprimere i fenomeni del capolarato e dello sfruttamento del lavoro. A entrare in azione sono stati ancora una volta i carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento, unitamente ai militari del nucleo operativo del gruppo Tutela del Lavoro di Palermo e ai loro colleghi della compagnia di Agrigento e del gruppo territoriale di Sciacca. Una quarantenne agrigentina è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato questa mattina all'ingresso del villaggio Mosè, poco distante dalla rotonda Giunone, lungo la strada statale 115. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un furgone. Ad avere la peggio è stata la conducente della vettura, finita contro il muro. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasferito l'automobilista al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Le sue condizioni, secondo le prime valutazioni mediche, non destano fortunatamente particolari preoccupazioni. L'uomo alla guida del furgone non ha avuto conseguenze. A Naso è morto un 17enne coinvolto nello schianto tra 2 auto sul ponte. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Si aggrava il bilancio del grave incidente verificatosi giovedì sera a Ponte Naso, lungo la strada provinciale 146. Nella serata di sabato 22 novembre, al Policlinico di Messina, è deceduto Loris, il 17enne di Brolo, rimasto gravemente ferito nel sinistro.
Il giovane, secondo una prima ricostruzione, viaggiava accanto a un amico 18enne, anche lui di Brolo, alla guida della Mini Cooper, che il 20 novembre scorso si è scontrata violentemente con una Peugeot 208 condotta da una ragazza, rimasta ferita ma non in maniera grave. L'incidente è avvenuto lungo il tratto che collega il bivio di Ponte Naso a Sinagra, su un'arteria molto trafficata. Ancora da chiarire le esatte cause del sinistro. Subito la situazione è apparsa allarmante. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze del 118. I feriti sono stati trasferiti in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale Barone Romeo di Patti, dove i medici, valutata la gravità delle condizioni dei 2 ragazzi, hanno disposto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero è atterrato nell'area del nosocomio pattese ed è poi ripartito alla volta di un ospedale di Messina. La conducente della Peugeot è rimasta invece al nosocomio pattese. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Patti e i carabinieri delle stazioni di Naso e Castellumberto, insieme a una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Patti, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso. La notizia della morte del 17enne ha profondamente scosso la comunità di Brolo e dell'Interland per un'altra giovane vita spezzata a causa di un incidente stradale. L'amministrazione comunale di Brolo ha fatto sapere che proclamerà il lutto cittadino nella giornata dei funerali. In un messaggio sui social si legge: «Quando una vita nel fiore degli anni si spezza, l'intera comunità avverte un peso che nessuna parola può colmare. La tragica scomparsa di Loris, ragazzo dolce, gentile e dal sorriso capace di illuminare ogni incontro, lascia tutti smarriti e addolorati. In questo momento di grande sofferenza ci stringiamo con affetto alla famiglia Incognito, condividendo un dolore che appartiene a ciascuno di noi». Il sindaco Giuseppe Laccoto, interpretando il sentimento di cordoglio dell'intera comunità brolese, proclamerà il lutto cittadino in coincidenza con la celebrazione dei funerali di Loris, che il ricordo del suo sorriso, così semplice e vero, possa restare una luce per tutti noi. E 40 anni dopo Palermo continua a ricordare Biagio Siciliano e Giuditta Milella, gli studenti liceali morti a causa di un incidente in via Libertà, quando la macchina di scorta del giudice Leonardo Guarnotta e Paolo Borsellino sbandò, travolgendo i giovani che aspettavano il pullman. I colleghi di Palermo. Sono passati 40 anni da quel giorno nefasto, quando un gruppo di studenti liceali venne travolto da una macchina di scorta dei giudici Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, mentre erano fermi ad aspettare l'autobus in via Libertà. L'incidente causò numerosi feriti e 2 morti. A perdere la vita furono Biagio Siciliano e Giuditta Milella. Entrambi frequentavano il liceo Meli. Il clima a Palermo era pesante, 2 guerre di mafia avevano segnato la città. Incisive le parole del giudice Leonardo Guarnotta, che davanti alla foto dei ragazzi morti anno dopo anno continua a dimostrare sincera commozione. Noi eravamo consapevoli, io e Paolo, che uscendo da casa ogni mattina rischiavamo di sacrificare la nostra vita, ma Biagio e Giuditta perché? Che c'entravano Biagio e Giuditta? Le loro giovanissime vite no. Le loro giovanissime vite no. La circoscrizione è protagonista della giornata della memoria. Il 25 novembre del 1985 Biagio e Giuditta si trovavano qui sotto questa pensilina appena usciti da scuola e purtroppo un tragico incidente, erano tantissimi ragazzi usciti da scuola, un tragico incidente, morirono questi 2 giovanissimi che da 4 anni vogliamo ricordare con forza accanto alle nuove generazioni. Infatti sono presenti le studentesse e gli studenti del liceo Meli di Palermo ed anche l'istituto comprensivo Politeama per una memoria attiva. Fare memoria significa anche questo, parlare alle nuove generazioni, ricondurre in un filo rosso la difficoltà, la Palermo degli anni '80, una Palermo terribile che correva per le strade, c'era la guerra di mafia, a una Palermo purtroppo complessa e complicata per certi versi anche oggi, con le emergenze, sicurezza, si spara per le strade di notte, i giovani sono armati e quindi è anche un momento di riflessione
un'attenzione che vogliamo porre con molta attenzione non solo sulla questione antimafia, ma sulla questione sicurezza e di come viviamo le nostre città oggi, a partire proprio dal ricordo di questi due giovani. Una targa che allora gli studenti chiesero agli imprenditori, non alle istituzioni. Oggi il segretario della CNA continua a ricordare quel momento 40 anni dopo. Lei ha sottolineato l'importanza della memoria. Sì, la memoria è un fatto che riguarda l'uomo, che non è solo materia, è altro oltre la materia. La memoria va coltivata. Questo è un ricordo che noi mettemmo 2 giorni dopo, vennero tutti i ragazzi del Meli, qui c'è la presenza anche fisica del direttore di Live Sicilia, Roberto Puglisi, quale era assieme a quella scolaresca, quale disse: non vogliamo la lapide a ricordo perenne di Biagio e Giuditta dalle istituzioni, lo vogliamo dagli artigiani. Ecco, questo è un fatto di grande importanza e noi vogliamo continuare ad alimentare la memoria. Il Palacongressi di Agrigento ha ospitato la serata finale di Italy Wedding Film 2025, il primo festival nazionale e internazionale dedicato interamente ai film di matrimonio, una volta chiamati semplicemente filmini. Oggi i film matrimoniali sono ormai diventati delle vere e proprie opere d'arte, vicinissime ad opere cinematografiche. Le interviste. Si è conclusa la prima edizione di Italy Wedding. Giuseppe Bennica. Con una serata fantastica, con una grande partecipazione, con degli artisti straordinari che ci hanno portato alla conclusione di un percorso veramente particolare, stupendo, che ha visto il cinema intrecciarsi con i film di matrimoni e ha visto i film di matrimoni dare anche una piccola lezione alla cinematografia. Un evento che molti filmmaker aspettavano da tempo perché si volevano misurare con dei master che dall'alto arrivavano ad un territorio finora quasi inesplorato, quello del film del matrimonio. Per master intendo coloro che dal cinema hanno sviluppato verso i partecipanti alle masterclass delle idee e delle aperture mentali ancora maggiori verso il filmmaking di matrimonio. Ci aspettiamo l'anno prossimo una grande partecipazione, ancor più di quest'anno, perché la più grande soddisfazione è stata quella della prima edizione, che ha portato tantissima curiosità e tantissime persone a vedere qualcosa che gli stessi master hanno definito singolare e per certi versi straordinario. Il sound di Lelon Alfino del duo a Italy Wedding Film. È un grande piacere, un onore poter presenziare a questo evento. So che è alla sua prima edizione, quindi mi fa piacere essere anche testimonial della prima edizione. Sarò accompagnato da Domenico Cacciatore col basso, in una formazione diciamo strana, diversa dal solito, perché Domenico suona il basso come se fosse una chitarra, e quindi diciamo che siamo un duo chitarra, basso e voce. Naturalmente so che la mia canzone Coccio d'Amori è presente in ogni video che gli sposi fanno, e quindi questa cosa mi riempie di gioia e di orgoglio. Stasera cercherò di allietare la gente con le mie canzoni, col mio sound, e spero che la gente gradisca anche questa formula in duo. La comicità di Giovanni Cacioppo a Italy Wedding Film. Buona giornata a tutti gli amici di Italy Wedding Film. Bello partecipare a questa manifestazione, perché ormai i video dei matrimoni non ci sono più come quelli di una volta degli anni 90-2000, dove si riprendevano gli sposi, gli auguri, la chiesa. Adesso è quasi un cortometraggio, insomma, la regia diventa molto importante, bisogna curare molti dettagli, molte cose, è diventato un altro lavoro praticamente. Cioè, i fotografi vecchi non esistono più. Vito D'Agostino, la tua partecipazione e la tua impressione su Italy Wedding Film. Innanzitutto emozionato, grato e onorato, forse è la parola migliore, perché noi diciamo forse videografi di matrimoni siamo stati visti sempre dal basso rispetto a chi fa veramente cinema, perché il cinema è una cosa diversa, noi abbiamo sempre cercato di emularlo, e
questa è stata veramente un'opportunità per essere considerati a veramente livelli di cinema di alto livello, rispetto anche alla partecipazione di nomi illustri che hanno giudicato i video, e sono veramente molto felice di essere entrato in nomination e aver vinto anche una delle 2 su 3 categorie praticamente in concorso. Quindi grazie veramente di cuore, e spero che questo, ma ne sono sicuro che questo festival cresca sempre di più, la prima edizione, ed è anche un augurio. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, perché alla Smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.